Grido d'allarme del presidente nazionale di Consumatori Associati, avvocato Ernesto Fiorillo. In arrivo a settembre 9 milioni e 500 mila cartelle esattoriali per 250 miliardi di euro che rovineranno la ripresa di imprenditori e commercianti dopo il lockdown. Consumatori Associati lancia una petizione, il governo faccia subito una maxi rottamazione e tagli del 30%, aiutando i cittadini, altrimenti sarà l'ecatombe dell'economia italiana. La vera crisi del post-Covid-19 per l'associazione consumatori è quella che taglierà definitivamente le gambe a imprenditori e commercianti, deve ancora arrivare. Sarà causata dal recapito ai cittadini a settembre di ben 9 milioni e 500 mila cartelle esattoriali per circa 250 miliardi di euro, impedendo così definitivamente a chi ha un'attività imprenditoriale di riprendersi dopo il periodo di lockdown. Per questo, per l'Associazione Consumatori Associati, chiediamo al Governo di tagliare del 30% queste cartelle esattoriali, dando a tutti la possibilità di programmare la propria ripresa economica. Abbiamo dunque attivato una petizione su una piattaforma online per chiedere al Governo di aiutare concretamente i cittadini, non con sussidi ma con aiuti fiscali. E quanto afferma in una nota appunto l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati. Ora dobbiamo aiutare l'economia a riprendersi e questa maxi rottamazione, che dovrà essere data solo a chi dimostrerà concretamente di non poter pagare, sarà un'iniezione di fiducia per i cittadini già oberati da troppe tasse e burocrazia. D'altronde la ripresa non può avvenire solo fornendo dei sussidi a diverse categorie di lavoratori e imprenditori o indebitandoci in Europa con il MES, che al momento non sembra utilizzabile per arginare le conseguenze del coronavirus nei paesi finanziariamente più vulnerabili come l'Italia, a meno di non mettere le finanze pubbliche sotto diretto controllo dell'Unione Europea. Questa decisione permetterebbe quindi al governo di incassare certamente 50-60 miliardi di euro, potrebbe dare respiro agli imprenditori, fiducia agli investitori e far ripartire i consumi.